Un regolamento di conti tra immigrati, uno scontro iniziato tra Porta Alpini e via Roma. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo. Prima i due hanno iniziato a litigare, non si esclude una questione legata alla droga. Poi in un attimo la lite è degenerata, uno ha rotto una bottiglia e si è scagliato contro l'altro, ferendolo alla testa, ad un braccio e alla mano. Nonostante i profondi tagli, il ventenne ha iniziato ad inseguire il suo aggressore, lasciando a terra una scia di sangue. Una scena a cui hanno assistito attoniti turisti, passanti e negozianti. Dopo diversi minuti alcuni cittadini sono riusciti a convincere il giovane ferito a fermarsi. Lo hanno fatto sedere su una sedia ed hanno chiamato il suo M118. Il ventenne è stato portato in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Commercianti ed esercenti esasperati e forse anche rassegnati. Possiamo anche essere esasperati su tutta questa situazione, ma finché il governo non ci mette mano e protegge il cittadino, quando si dice il cittadino dice tutto l'ambiente in cui viviamo, non ne veniamo più a capo. Sul posto sono arrivate le volanti, i controlli ci sono, dice Danilo Merlo dell'associazione Porta Altinia, ma questo non basta, manca la certezza della pena. I controlli, la questura, la questura, come si chiama, i vigili urbani, i carabinieri hanno le mani legate, non possono fare niente, non possono fare nulla, perché entrano da una porta e questi signori escono dall'altra. Se non mettiamo riparo a questo modus operandi non arriviamo da nessuna parte. Porta Altinia rimane una delle zone a rischio dove continua ad esserci la presenza di spacciatori e baby gang.